parla Alessia Bellon, che espone la relazione preparata dal professor Lodovico Pizzati. Prego Alessia di accomodarti. Professor Lodovico Pizzati, consulente a Banca Mondiale, docente di storia a Ca' Foscari, residente a Washington, un emigrante moderno, e nato a Valdagno, Vicenza. Vai Alessia. Buongiorno a tutti, sono Alessia, sono socia del Movimento Veneti. Ieri mi hanno chiesto di dar voce alla relazione che ci ha inviato Lodovico Pizzati da Washington. Chi è Lodovico Pizzati? Lodovico Pizzati è un giovane emigrante veneto che tocca vivere a Washington perché è consulente della Banca Mondiale e è anche docente di storia a Ca' Foscari di Venezia. Ci ha inviato questa relazione sull'economia veneta, cioè come che sarà dati molto semplici per capire come che potrà essere la nostra economia con l'indipendenza. La prima domanda che ci pone Pizzati è questa: è abbastanza grande l'economia veneta per stare in piedi da sola? Questo è un interessante quesito che credo che tanti si ponemo dicendo se per andare indipendenti che dopo no andiamo anche a farsi mai. E a prima roba è definire quali sono i confini veneti. Confini veneti, cioè se parliamo del Region Veneto, del Triveneto o addirittura quelli che erano i confini della Serenissima. E dopo vedremo anche di rapportare l'economia veneta all'Italia, anche a altri paesi europei e anche al mondo. E ora, il primo dato interessante è questo. La Regione Veneto da sola fa il 10% circa del PIL italiano. E il Triveneto, quindi 3 regioni messe insieme, fa circa il 14% del PIL italiano. I territori, vecchi territori della Serenissima, quindi che comprende anche Brescia, Bergamo e Mantova, fa circa il 19% del PIL. Cosa è il PIL? Il PIL è il prodotto interno lordo, e cioè è l'insieme dei beni e servizi che produce una zona. Beni e servizi che non è solamente quello che produce imprese, ma anche quello che produce pubblica amministrazione. Quindi aggiunge Lodovico Pizzati, che è un economista, dice bisogna tener conto anche dell'economia pubblica, che l'Istat, guarda bene che questi sono dati che dà l'Istat, normalmente viene ricompresi solamente sulla regione Lazio, quindi dovremmo ridistribuire anche a quello che produce pubblica amministrazione italiana, e a stima potrebbe essere che l'economia veneta produce circa il 20% di quello che adesso attualmente è l'economia italiana. Sto grafico rappresenta quello che è il PIL regione per regione, provincia per provincia, quindi che Brescia, che è la provincia che dà DP, Bergamo, e dopo che 4 province, Padova, Verona, Vicenza, Venezia e Treviso, che più o meno è sul stesso livello per produzione di PIL. In totale, quanto fa il PIL da Venezia? Il PIL da Venezia sui dati del 2004 fa 267 miliardi di euro. È interessante anche questo grafico perché mette in confronto il PIL di Venezia con 2 stati che devono fare un percorso di indipendenza, cioè a Catalogna e a Scozia. A Catalogna produce 158 miliardi di euro, la Scozia 140 miliardi di euro. Quindi siamo anche ben più grossi. Un attimo. Ok. Mettiamoci però a confronto anche con altri stati europei. Sicuramente che sia Germania, Francia, l'Inghilterra, Spagna, Italia, che sono paesi grossi, esiste da tanto tempo, che ha economie grosse. Ma comunque il PIL di Venezia è una stanta più sotto di Svizzera, Belgio e Svezia, quindi secondo me 3 bei paesi dove si vive bene. Siamo sopra l'Austria, a Norvegia e a Polonia, e siamo decisamente de sopra anche a Danimarca, a Grecia, Finlandia, Irlanda e Portogallo, anche a questi paesi dove si vive bene. E siamo sicuramente molto più grandi rispetto a paesi dell'est europeo. Altro grafico, eccoci qua, 267 miliardi di euro nel 2004 e dopo tutti gli altri paesi dopo de no altri. Quindi siamo appunto tra l'Austria e la Svezia, che non mi pare che nessuno dei due sia mai.
Come siamo rispetto al mondo? Anche questo sarebbe interessante. Adesso che siamo dentro l'Italia, l'Italia produce 1.853 miliardi di dollari, il PIL italiano nel 2006, ed è il settima potenza economica mondiale. Come potremmo essere poi con l'indipendenza? Adesso un altro grafico che fa vedere come l'Italia rimane al settimo posto, a Venezia però si guadagna il 21esimo posto mondiale. Cioè, signori, siamo al 21esimo posto a nostra economia veneta nel mondo. Quindi l'Italia, anche senza l'economia veneta, resta settima potenza mondiale. A Venezia diventa 21esima potenza mondiale, sopra Taiwan, Indonesia, Arabia, più grandi del Sudafrica, dell'Argentina, del Cile, della Thailandia e di Israele. Insomma, siamo bravetti, direi. Nonostante che produciamo all'interno del suo sistema. Quindi a risposta se a Venezia ha capacità economiche per stare in piedi da sola, anche a massa. Siamo non solo a Venezia, ma pensate che abbiamo appunto un PIL più grande dell'Austria e Norvegia, che solo il Friuli Venezia Giulia ha un PIL più grande della Slovacchia, della Slovenia o della Croazia, che a provincia di Vicenza ha un PIL più grande della Bulgaria, della Lituania, Lettonia, Estonia, tutti stati indipendenti, e che Bassan da solo ha un PIL più grande del Montenegro, che è un paese che da poco si diventa indipendente.